Parla Maurizio Primon, accoltellato dal vicino in Val Brenta, sono vivo per miracolo. Dopo l'accoltellamento interviene il sindaco di Val Brenta che dice situazione peggiorata dopo il Covid. Paziente disabile deve aspettare 1 anno e mezzo per una visita al San Bassiano. Bagar sul verde cittadino, parchi nel degrado, altri con l'erba già tagliata, i quartieri si lamentano. L'asparago bianco e le eccellenze del territorio assieme per una grande festa al Parco delle Rose. Panico a Marostica, bambino di 4 anni si chiude in auto, intervengono i vigili del fuoco per liberarlo. Giovanissimo pestato in discoteca, indagano i carabinieri per lesioni gravi. Inizia il conto alla rovescia per la 94esima adunata degli Alpini di Udine, le dirette su Rete Veneta. Il Cartigliano chiude la stagione con la salvezza e una festa assieme ai tifosi. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. Apriamo questa edizione tornando a parlare della lite tra vicini che è sfociata in un accoltellamento sabato pomeriggio a Val Brenta. Ebbene, la vittima gravemente ferita parla ai nostri microfoni direttamente dall'ospedale San Bassiano. A 1 centimetro dalla carotide, dall'orecchio è entrata la lama, a 1 centimetro dalla carotide si è fermata, ecco, quello è. Quindi sono vivo per miracolo. È vivo per miracolo Maurizio Primon. Diverse le coltellate, ferite al braccio, al collo, all'orecchio, sferrate dal suo vicino di casa, il 69enne Carlo Bianchini, dopo una lite nel pomeriggio di sabato nel cortile di Contrada Cavai, nel comune di Val Brenta. Una coltellata quasi fatale, fermatasi a 1 solo centimetro dalla carotide. Ed è proprio dal reparto di otorino-lengoiatria dell'ospedale di Bassano del Grappa, dal letto in cui è ancora ricoverato, che arriva ai nostri microfoni la voce sopraffatta di Maurizio Primon. Mi devono fare degli accertamenti per vedere se può partire un embolo o qualcosa del genere. Ecco, quindi la situazione deve essere monitorata e purtroppo devo aspettare che continuino a farmi queste ecografie per vedere se il pericolo non sussiste. Non sarebbe quindi ancora fuori pericolo il 64enne di Val Brenta. Dalle prime ricostruzioni, i 2 dirimpettai avrebbero iniziato a bisticciare a causa dell'auto di Primon parcheggiata nella corte comune della loro abitazione in modo poco gradito da Carlo Bianchini. E sarebbe stato proprio in quel momento che l'aggressore, ora in carcere al San Pio X di Vicenza, avrebbe preso un coltello dalla sua cucina per poi scagliarsi contro il suo vicino di casa, colpendolo più volte alle spalle sotto gli occhi increduli degli altri vicini che avrebbero tentato di aiutare il 64enne ferito al suolo. Una tragedia di vicinato, quella di sabato pomeriggio, che la vittima Maurizio Primon non può dimenticare. Il nostro motto: paura mai, rispetto e coraggio sempre. Aggressività, quella di Carlo Bianchini, già segnalata dalla vittima, a confermarlo il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli. Noi non abbiamo avuto segnalazioni su dissidi tra i due, però che l'aggredito avesse segnalato una certa aggressività in generale dell'aggressore era capitato. Maurizio Primon, la vittima dell'accoltellamento di sabato pomeriggio in Contrada Cavai, aveva già segnalato l'aggressività del suo vicino di casa Carlo Bianchini, a confermarlo il sindaco di Val Brenta Luca Ferrazzoli. Era capitato in una occasione e su questa noi abbiamo fatto quello che normalmente si fa in questi casi. Ovviamente quello che noi diciamo, ma sono cose note, è il fatto che ovviamente si è in una zona in cui non si è ancora nell'ambito di una situazione penalmente rilevante e quindi bisogna intervenire con altri strumenti che non sono sempre di facile applicazione. Una lite sfociata nel sangue, ancora sotto shock l'intera comunità. La comunità è molto scossa, queste sono realtà in cui il dissidio, la lamentela, la lite, ci può stare come in tutte le comunità. Certo che mai si pensa che poi questo possa sfociare in atteggiamenti di violenza concreta.
Liti, dissidi e violenza, una situazione sempre più preoccupante, soprattutto dopo l'era Covid. Ci sono delle situazioni di disagio che si sono sicuramente amplificate dopo il periodo del Covid. Abbiamo avuto modo di dire che sicuramente c'è stata un'attenzione alla salute pubblica, che è stato importantissimo, un'attenzione alla questione economica, ma adesso c'è un disagio sociale crescente che sfocia in situazioni gravissime come queste, ma anche in tante altre manifestazioni che noi, diciamo, come amministrazioni pubbliche abbiamo il compito di verificare e di cercare di risolvere. Voltiamo pagina, adesso parliamo di sanità con un'altra, l'ennesima segnalazione di problemi al San Bassiano. Una paziente con disabilità ci fornisce una versione davvero allarmante, è scioccata e dice ci vuole più di 1 anno e mezzo per una visita oculistica. Ricordiamoci frasi del tipo niente più attese infinite, oppure le persone fragili e con disabilità saranno agevolate, o anche abbiamo recuperato la quasi totalità delle visite in sospeso. Bene, anzi male, perché stando alle continue segnalazioni che arrivano dai cittadini, la realtà dei fatti all'ospedale San Bassiano e nell'ULSS 7 è molto diversa. Anzi, è sempre la stessa, attese infinite, disorganizzazione e pazienti fragili costretti a rivolgersi al privato, come nel caso di questa paziente monocola e con disabilità che in aprile ha richiesto un'importante visita oculistica da fissare entro 60 giorni e si è vista arrivare la prenotazione dal CUP datata ottobre 2024, cioè fra 1 anno e mezzo. Io ho fatto la mia richiesta dopo appunto avere avuto la ricetta dal mio medico, l'ho fatta sul portale e la risposta è stata quella che vi ho mandato, tenendo presente che io ho un'invalidità perché vedo da un occhio solo, quindi insomma è singolare la cosa veramente. Una risata amara anche perché si tratta, lo ripetiamo, di una paziente con disabilità. Questo ti porta comunque a dover andare privatamente, che va bene nel senso, no, non va bene, però così è, insomma. E mi sembra una cosa strana perché fino a un po' di tempo fa non mi sembra che succedessero cose di questo tipo, insomma. Cioè io ti dico, mio papà ha avuto un piccolo infartino 1 mese fa, sta ancora aspettando di andare a farsi mettere l'holter, cioè la chiamiamo tra 10 giorni, mio papà ha 83 anni, sono passati 2 mesi. Un anziano di 83 anni, un'altra di quelle categorie di pazienti che a parole dovevano essere tutelate. E come sempre voi potete continuare a segnalarci i vostri problemi, i disagi, noi continueremo a dar voce come abbiamo sempre fatto ai cittadini. Questi sono i nostri recapiti e adesso andiamo avanti con il nostro giornale. Mancano pochi giorni all'inizio delle vacanze estive, ma pare che l'assistenza nei centri estivi per i bambini disabili sia destinata a essere diminuita. Maggio è arrivato e la fine delle scuole si avvicina sempre di più. Per i più piccoli questo vuol dire vacanze estive e anche centri estivi. Un modo per passare i mesi più caldi all'insegna del divertimento organizzato per i bimbi. Ancora una volta però ci sono dei bambini e delle famiglie che si ritrovano a dover fronteggiare un taglio nelle risorse per educatori e personale specializzato. Pare proprio che ci saranno meno ore di servizio a disposizione di chi invece ha bisogno di un aiuto in più. È il caso del piccolo Ettore che per l'ennesima volta si trova a rischio di discriminazione. Sì, Ettore, non solo Ettore, perché comunque tutti i bambini hanno, se non erro, un massimo di monteore di 80 ore a copertura di tutta la stagione, quindi giugno, luglio, agosto ci sono 80 ore a disposizione per singolo bambino, poi molto probabilmente cercheranno di proporre un'operatrice per più bambini, ma non è comunque fattibile perché la maggior parte di questi bambini ha bisogno dell'operatore 1 a 1. Ecco cosa può voler dire per bambini e famiglie questo taglio nel servizio ai centri estivi. Se l'operatrice si assenta per accompagnare anche ai servizi un bambino, il resto del gruppo resta da solo, oppure il bambino non può andare in bagno.
Continua quindi questo rapporto conflittuale con, in questo caso, con l'U7? Purtroppo sì, non riusciamo a fare niente di più se non metterci del nostro con la nostra presenza o pagando di tasca nostra qualcuno che possa garantire ad Ettore di andare a scuola, di essere al pari degli altri bambini. E adesso torniamo a parlare del verde pubblico cittadino con la nostra inchiesta sui parchi di Bassano. Incuria ed erba alta nei parchi di Bassano. Dopo la nostra inchiesta emergono ulteriori dettagli che evidenziano un problema su tutti: le lungaggini dell'amministrazione comunale e il paradosso di una città divisa in due. I quartieri che non hanno aderito alla convenzione si ritrovano con l'erba tagliata dalla cooperativa di servizi appaltata dal comune, mentre chi ha aderito si ritrova bloccato, come se non bastasse, avendo responsabilità e costi in più. Effettivamente ad oggi, almeno per il mio quartiere, non ho più avuto notizie. È tutto fermo nell'ufficio tecnico del comune e sicuramente questo è un disagio chiaramente per i cittadini che in primis vogliono vedere i parchi puliti e ordinati come lo sono sempre stati fino all'anno scorso. Il problema è che senza convenzione firmata io come presidente di quartiere non posso assolutamente prendermi delle responsabilità. Per superare almeno provvisoriamente questo paradosso, la soluzione ci sarebbe. Sarebbe il caso che il comune si prendesse l'onere almeno di fare il taglio dei parchi giochi, non dico delle aree annesse o delle aree secondarie, però dei parchi giochi frequentati da famiglie e bambini. Attimi di paura oggi a Marostica, dove un bambino è rimasto chiuso in un'automobile parcheggiata in via Colonnello. A dare l'allarme i genitori, che si sono accorti troppo tardi che il piccolo di appena 4 anni era rimasto bloccato nella loro Honda Civic. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bassano, che hanno forzato uno degli sportelli, liberando il bimbo che, secondo le prime informazioni, era in forte stato di agitazione. Noi andiamo avanti, voltiamo pagina, parliamo adesso di penne nere, perché scatta il conto alla rovescia per la 94esima adunata degli alpini in programma a Udine, e noi di Rete Veneta come sempre ci saremo e seguiremo il tutto. Scatta il conto alla rovescia per la 94esima adunata nazionale degli alpini, che si terrà nel fine settimana a Udine. Per la quinta volta le penne nere tornano nel capoluogo friulano, dove sono già state nel 1925, nel 74, nell'83 e nel 96. Il programma si aprirà giovedì con il ritrovo al Sacrario di Re di Puglia, dove verranno onorati tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Poi saranno commemorati gli alpini morti nel terribile terremoto del 76 in una cerimonia che si terrà alla caserma Goi Pantanali di Gemona. La cittadella sarà inaugurata venerdì e sabato ci sarà anche un lancio di paracadutisti. Ma come sempre il momento più importante arriverà domenica mattina con lo sfilamento nelle vie della città. Noi di Rete Veneta saremo in diretta per tutto il giorno a partire dalle 7:30 del mattino per raccontarvi questa importante giornata fin dall'ammassamento dei partecipanti, con una diretta in edizione straordinaria. A Udine arriveranno fra gli 80 e i 90.000 alpini, mentre il numero delle persone complessivamente attese in città per il fine settimana sfiora il 500.000. Un grande evento che rinsalda ancora una volta il rapporto fra le penne nere e il Friuli e che porteremo nelle vostre case grazie a speciali, dirette e approfondimenti per una settimana dedicata agli alpini. E a Rosà c'è stata una grande festa con protagonisti gli asparagi, ma non solo. Rosà ha risposto alla grande, alla festa dalla terra dalle mani, la festa dell'asparago, con protagonista appunto i prodotti della nostra terra, prodotti artigianali e delle piccole realtà commerciali che rendono vivo il nostro territorio. Un successo, l'ennesimo, per una manifestazione che ha saputo unire più che mai. E già perché nel cuore di Rosà, nel verde di Parco delle Rose, si è celebrato lo storico gemellaggio a 3 fra amministrazione, Proloquio e alpini di Rosà e Nogara. Il gemellaggio è partito qualche tempo fa, che siamo riusciti a portarlo a termine proprio oggi,
un accordo sottoscritto e sancito di fronte alla gente. Credo che sia una prospettiva per i nostri prodotti, ma soprattutto un segno di amicizia tra il comune di Novara e il comune di Rosà. Penne Nere e Proloco che insieme si sono rimboccati le maniche per cucinare, ma non solo. Organizzare una manifestazione di questa creatura è un dispendio di energie che riesce solo se condivisa. Un evento che ha saputo unire. Infatti le associazioni di Rosà hanno risposto ancora una volta presente. Grande afflusso di famiglie con il Paese dei Balocchi e il Truccabimbi di Irigem presi d'assalto. Passiamo una giornata insieme e facciamo vedere un po' anche come lavoriamo nell'ambito scolastico, così si divertono anche le ragazze. Le bambine sono anche molto brave, sono bellissime e siamo molto contente che si sono avvicinate così in tante. Tutte le bambine vanno via contente, si vedono proprio il sorriso nei suoi occhi. Protagonista indiscusso, l'asparago di Bassano DOP, da gustare ma anche da ammirare. Premiati infatti i mazzi più belli. Spazio anche ai riconoscimenti per il contest fotografico Vivere la campagna di Rosà. Un territorio che è il Veneto, che è ricco di eccellenze agroalimentari, ma soprattutto anche una sinergia delle nostre realtà territoriali, le Proloco, le amministrazioni, che trovano delle intese per valorizzare sempre più quelli che sono i prodotti. Adesso lo sport, si chiude la stagione del Cartigliano con una grande festa insieme ai tifosi. Per una volta, anzi per l'ultima volta, il risultato del campo non conta come quello che accade dopo. Un grande abbraccio biancazzurro, una festa per ringraziare i tifosi e tutti i protagonisti di una favola scritta sull'erba verde del fair play che ha saputo emozionare gli sportivi di tutto il Veneto. Il Cartigliano chiude la stagione pareggiando 1-1 contro il Tor Viscosa, ma nei pensieri di tutti c'è il futuro prossimo che si chiama Bassano, fusione. Sì, si chiude un cammino e si apre una nuova opportunità per tutti. Sicuramente la società vuole fare un passo in avanti e insomma parleremo con la società, ci spiegheranno il progetto. Penso che quello che hanno fatto questi ragazzi qua in 5 anni sia storia e quindi bravi ragazzi a fare un pezzo di storia del Cartigliano. A questa favola mancava solo il classico finale con "e vissero felici e contenti", proprio come durante il terzo tempo a fine partita. Poi, per scrivere un nuovo capitolo, ci sarà spazio, cambiando l'inchiostro biancazzurro e usando quello giallo-rosso. A proposito di giallorossi, lo Schio sotto la pioggia del De Rigo saluta i tifosi e le famiglie con i bambini del settore giovanile. Anche qui la favola continua, senza cambiamenti, ma con la passione di sempre. E adesso vediamo altre brevi notizie del territorio. Controlli a tappeto dei carabinieri di Schio. Arrestate 2 persone a seguito di provvedimenti definitivi emessi dall'autorità giudiziaria e altre 2 sono state denunciate. Giornata di scambio a Bassano sotto il segno della musica. Le formazioni giovanili di Fiati e della Filarmonica Bassanese hanno ospitato la Filarmonica di Belluno. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, l'amministrazione comunale di Thiene espone la bandiera dell'associazione sulla facciata del municipio, come simbolo di riconoscenza e di apprezzamento per l'importante ruolo che ricopre ogni giorno al fianco delle istituzioni. Indagano per lesioni gravi i carabinieri di Cittadella dopo che un 16enne padovano è stato operato d'urgenza per un grave ematoma alla testa. Stanno passando a setaccio le immagini di videosorveglianza dello Storia di Santa Giustina in Colle, i carabinieri che indagano sul possibile pestaggio di un 16enne residente in provincia di Padova che sabato aveva trascorso la serata nel locale dove era in corso una festa studentesca. Il giovanissimo, rientrato a casa verso le 4 di domenica mattina, era stato soccorso dai genitori che lo avevano trovato nel letto disorientato e hanno chiamato il 118. Trasportato in ospedale a Padova e sottoposto a un attacco, il giovanissimo
giovanissimo è stato riscontrato un grave ematoma nella parte destra della testa che doveva essere subito rimosso, altrimenti l'adolescente avrebbe rischiato la vita. È ancora ricoverato dopo l'intervento il sedicenne, la cui situazione clinica sta lentamente migliorando. L'indagine dei carabinieri della compagnia di Cittadella è partita domenica mattina, quando i militari sono stati informati del ricovero del sedicenne dagli agenti del posto di polizia dell'ospedale di Padova. Secondo i primi riscontri, il giovanissimo ha passato la serata nel locale dell'Alta Padovana, che sabato notte era quasi al massimo della sua capienza. Dove e quando sia avvenuta la rissa, se dentro al locale, se nelle immediate pertinenze o in un altro luogo, è tutto da accertare. Nello scontro con un altro gruppo di giovani sarebbero stati feriti in modo meno grave anche altri 2 ragazzi. I carabinieri stanno quindi cercando di capire chi era con il giovane e cosa sia accaduto. Hanno sentito anche i gestori del locale, che stanno fornendo piena collaborazione. Nel corso della serata di sabato hanno spiegato questi ultimi, data la tipologia di evento, erano presenti 12 persone dedicate alla sicurezza più 4 medici in caso di richiesta di soccorso, nessuno dei quali ha segnalato nulla. Ci spostiamo adesso a Vigonza per una giornata di attività e di giochi per famiglie. È finita così con la battaglia dei cuscini, la giornata e qui la festa organizzata sabato dal comune di Vigonza nel parco del castello dei Da Peraga. Mens sana in corpore sano, recitavano i latini, e così per tutto il giorno nel parco si è allenato il corpo con passi di danza e consigli dietetici e si è rifocillato lo spirito con spettacoli di burattini e una passeggiata guidata al castello simbolo del comune. Ci sono state tantissime associazioni che hanno partecipato, le scuole, e il successo di questa giornata è anche grazie alla partecipazione di tutta la comunità a questo evento. Speriamo sia di buon auspicio per tutta la stagione di eventi estiva, che sarà ricca di novità. E qui la festa rientra nel progetto Vigonza Comunità Educante, che l'amministrazione punta a estendere a tutta la città. È tutto per questa edizione di TG Bassano. Prima dei saluti, come d'abitudine, vi ricordo che questa sera l'appuntamento è con il nostro talk, con Focus. Gli ospiti del direttore Luigi Bacialli saranno Anna Maria Bigon, Fabio Chies, Leonardo Padrin, Stefano Pelloni, Valentina Pillon, Gianluca Schiavon e Gianfranco Volpin. È davvero tutto, vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e buona serata.